Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Amministratori pubblici, funzionari, dipendenti e imprenditori arrestati dalla Guardia di Finanza ad Amantea nel Cosentino. Secondo l'accusa truccavano gli appalti, coinvolto anche un assessore. Dopo 4 mesi decisa la data dei funerali di Matteo Vinci, saranno celebrati il prossimo 14 luglio. Intanto il GIP conferma il fermo di 4 degli esponenti della famiglia Mancuso Grillo arrestati nei giorni scorsi. Prorogati per un altro anno i progetti di utilizzo degli LSU-LPU, a renderlo noto l'assessore regionale al lavoro Angela Robbe. Riparte la mobilitazione sui territori nei confronti del governo regionale. L'annuncio è di Coldiretti Calabria, che dice disattesi gli impegni assunti nel comparto agricoltura. Cosenza e Rende lontane dalla fusione, il processo rallentato dalla delibera del Comune Bruzio sulla scelta del nome della nuova città, il confronto acceso fra i due sindaci sulla nostra emittente. L'imprenditoria femminile traina l'economia in provincia di Cosenza. Il 2017 fa registrare un più 3% rispetto al resto del paese, un risultato possibile grazie agli incentivi destinati alle imprese composte da donne. Chiama Plastic Free l'iniziativa del WWF di Acquapesa, che ha liberato la spiaggia e il mare della città tirrenica dalla plastica, dannosa per l'ambiente e per la salute. Europa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca, perché c'è proprio l'indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Paola che ha portato a 6 arresti fra amministratori pubblici, funzionari, dipendenti e imprenditori ad Amantea. L'inchiesta ha svelato un sistema ben rodato che avrebbe pilotato la gestione di alcuni servizi del comune della cittadina tirrenica, la mensa, il porto, i parcheggi e la derattizzazione. Per il procuratore Bruni a subire il danno maggiore l'imprenditoria sana. Il servizio è di Isabella Roccamo. Ci sono imprenditori e dipendenti pubblici nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Paola e portata a termine dalla Guardia di Finanza, che ha consentito di accertare sistematiche condotte illecite nell'affidamento di appalti e servizi pubblici. Sotto la lente degli inquirenti quanto avveniva nel comune di Amantea per l'affidamento dei servizi di derattizzazione e disinfestazione del territorio, di assistenza e manutenzione del porto turistico, il servizio di refezione scolastica e la gestione dei parcheggi. 6 le persone arrestate con l'accusa di tentata corruzione e turbativa d'asta. I così domiciliari sono finiti Emma Pati, assessore all'istruzione del comune di Amantea, Emilio Caruso, comandante dei vigili urbani, Giacomo Bazzarelli, vigile, e Mario Aloe, funzionario. In carcere invece sono finiti Domenico Pileggi, ex funzionario dipendente del comune di Amantea, attualmente in servizio presso un altro ente, e l'imprenditore Fabrizio Ruggero. Spesso, hanno spiegato agli inquirenti, gli imprenditori coinvolti avevano problemi col DURC, ma grazie all'accordo con funzionari complici riuscivano ad ottenere l'assegnazione dei servizi. La tentata concussione riguarda invece le pressioni esercitate da un funzionario su una dipendente per inserire in un progetto di home care un'operatrice segnalata dallo stesso funzionario. L'indagine inizia nel 2014 a seguito di un attentato intimidatorio, in particolare un attentato incendiario nei confronti di alcuni automezzi, di alcuni mezzi di una impresa agricola affidataria di alcuni servizi del comune di Amantea. Poi si è sviluppata e ovviamente si è conclusa con le misure allo stato attuale cautelari odierne. Il volume d'affari accertato per ogni servizio finito sotto la lente ammonta a 170.000 euro per il porto turistico, 150.000 euro per la refezione scolastica, 10.000 euro per la derattizzazione e 38.000 euro per le strisce blu. Dalle indagini è emerso dunque uno spaccato di collusione tra privati, imprenditori e amministratori pubblici, una gestione della cosa pubblica che crea un danno enorme alla società.
Lavoriamo per ricostruire singoli fatti reato riconducibili a singoli soggetti che poi credo nell'ambito dell'economia anche del dato numerico dei dipendenti e degli amministratori presso il Comune di Amantea sia anche un dato certamente esiguo, quindi assolutamente non bisogna generalizzare, ritenere che il Comune di Amantea o comunque tutti i dipendenti e gli amministratori del Comune di Amantea siano in qualche modo così discutibili, assolutamente no. Io prendo le distanze da questo tipo di generalizzazioni. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia perché dopo 4 mesi è stata decisa la data dei funerali di Matteo Vinci, saranno celebrati il prossimo 14 luglio, intanto il GIP ha confermato il fermo appunto di 4 degli esponenti della famiglia Mancuso Grillo arrestati nei giorni scorsi. Si è preso tutto il tempo disponibile il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia prima di decidere sulla convalida del fermo disposto nei giorni scorsi a carico di alcuni esponenti della famiglia di Grillo Mancuso, accusati di aver fatto saltare in aria con un'autobomba all'Imbadi Matteo Vinci, il 42enne informatore scientifico ucciso lo scorso 9 aprile. Si è presa tutto il tempo necessario ed alla fine ha preso le sue decisioni. Restano in carcere per via di una nuova ordinanza di custodia cautelare 4 delle 6 persone fermate. Si tratta di Vito Barbara, Domenico Di Grillo, Lucia Di Grillo e Rosaria Mancuso. La posizione dei 4 era quella più pesante, in quanto rispondevano dell'accusa di aver pianificato e messo in atto l'attentato dinamitardo, alla quale si aggiungono poi le accuse di detenzione di armi e di tentata estorsione. Tornano invece in libertà per difetto di gravità indiziaria, a giudizio del GIP, Rosina Di Grillo e Salvatore Mancuso, che a loro volta rispondevano solo di tentata estorsione. Emesso il provvedimento, il GIP Gabriella Lupoli ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero distrettuale titolare dell'indagine, il magistrato Andrea Mancuso. Intanto, considerato che il padre della vittima è rientrato a casa all'Imbadi dall'ospedale di Palermo dove era ricoverato, la famiglia Vinci ha fatto sapere che i funerali di Matteo si terranno il prossimo sabato 14 luglio nella piazza di Limbadi secondo il rito civile. Adesso parliamo della pagina del lavoro perché c'è stata una proroga per un altro anno per i progetti di utilizzo degli LSU e l'EPU. A renderlo noto è l'assessore regionale al lavoro Angela Robbe. Una buona notizia per gli LSU e le PU calabresi perché l'assessore al lavoro e welfare della regione Calabria, Angela Robbe, con decreto numero 6839 del 28 giugno 2018 ha di fatto prorogato i progetti di utilizzo dei lavoratori fino al 30 giugno 2019. Una tematica, quella del personale contrattualizzato ex LSU e LPU, sempre attuale. Alcuni comuni in passato, al fine di superare la situazione emergenziale con delibere specifiche, si erano impegnati a far rientrare nel bacino i lavoratori reimpiegati in attività socialmente utili e di quelle di pubblica utilità, ricorrendo alla misura straordinaria ed urgente della proroga dei contratti a tempo, senza aspettare il via libera dell'ente regionale. La proroga dei rapporti di lavoro flessibile è stato quindi lo strumento impiegato per superare la necessità di salvaguardare sia gli enti sia la collettività locale dai danni derivanti dalla interruzione dei pubblici servizi, sia i lavoratori interessati. Una stabilizzazione che i lavoratori attendono da tempo, ma quello di oggi è comunque un passo importante che va verso una definizione della problematica e comunque da una boccata d'ossigeno. E riparte anche la mobilitazione sui territori nei confronti del governo regionale. L'annuncio è da Coldiretti Calabria che dice disattesi gli impegni assunti nel comparto agricoltura. Sono trascorsi circa 3 anni e mezzo dalle rassicurazioni del presidente Oliverio per quanto riguarda l'agricoltura e degli obiettivi tracciati, neanche l'ombra nell'agenda politica. Parla di buio pesto il presidente di Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, che annuncia la mobilitazione sui territori nei confronti del governo regionale. Sin dall'inizio del confronto con la Giunta Oliverio e il Dipartimento Agricoltura per la definizione e l'avvio del PSR 2014-2020 sono stati
stati individuati e condivisi e non poteva essere altrimenti. Gli obiettivi strategici, in primis insediare in agricoltura oltre 2000 giovani, accrescere la remunerazione dei prodotti agricoli made in Calabria mediante i contratti di filiera, sostenere l'accesso al credito per gli investimenti, velocizzare le erogazioni delle risorse ai beneficiari e semplificare e sburocratizzare i bandi. Le assicurazioni del presidente Oliverio contenute nell'illustrazione al cantiere Calabria, dice Molinaro, le possiamo annoverare certamente fra le incompiute. Un ritardo assurdo, inspiegabile e insopportabile se solo si pensa che a 2 anni dal bando e a circa 7 mesi dall'uscita della graduatoria ancora sono bloccati ben 1500 giovani che sostanzialmente brancolano nel buio. E come se non bastasse, c'è un contenzioso con oltre 1000 esclusi per futili motivazioni e circa 500 giovani imprenditori ammessi e non finanziati e tantissimi ricorsi al TAR. Insomma, una gestione politica e burocratica che non ha precedenti nella regione, che sta spezzando la speranza di tanti giovani e compromettendo una traiettoria di futuro per la Calabria. Molinaro parla poi di atteggiamento istituzionale inverosimile, in netta contraddizione con le esigenze sociali ed economiche della nostra terra. Parla di atteggiamento irresponsabile il presidente di Coldiretti Calabria, inaccettabile perché fortemente penalizzante per gli agricoltori calabresi. Nel ribadire la collaborazione comunque inevitabile che riparta la mobilitazione di Coldiretti sui territori e nei confronti del governo regionale, perché l'attuale situazione sta producendo danni gravi e irreparabili. Parliamo adesso di città unica. Cosenza rende, perché a rallentare l'iter già avviato dai sindaci Mario Occhiuto e Marcello Manna c'è la delibera del comune di Cosenza con la quale si è deciso il nome della nuova città. Per la prima volta i 2 primi cittadini si sono confrontati, un confronto davvero acceso nella trasmissione Focus condotta dal direttore Attilio Sabato in onda sulla nostra emittente. Città unica, Cosenza rende, l'intesa sembrava possibile, la strada spianata, poi la frenata improvvisa. A rallentare è stato il comune di Rende che non ha gradito la delibera approvata dalla giunta Abruzia, con la quale si è deciso che il nome della nuova città sarebbe stato Cosenza. I 2 sindaci, Mario Occhiuto e Marcello Manna, si sono confrontati, confronto acceso, in verità, nei nostri studi, la trasmissione Focus. Io non ho fatto giunte dove ho detto il nome è questo, io non l'ho fatto, per il rispetto di Cosenza non l'ho fatto, è stato fatto, questo è stato un passaggio sbagliato. Noi abbiamo fatto una giunta per accogliere quest'idea di città unica. È ovvio che la città unica non può che partire dal capoluogo che è Cosenza. Ma questo voglio dire è successo dovunque, l'agenda urbana la facciamo Cosenza-Rende. Ma abbiamo fatto anche progetti assieme. Abbiamo fatto quando si dice quelle sono risorse per i comuni capoluogo, non per no, ti chiedo scusa. Non è assolutamente, quelle sono risorse che in tutta Italia vengono assegnate ai comuni capoluogo. Noi ne abbiamo anche altre risorse. Anche Catanzaro ha avuto una somma pari a quella che abbiamo avuto assieme, perché è un progetto che perché la regione Calabria, ma voglio dire da sempre, non da oggi, da sempre vede queste 2 entità Cosenza e Rende già unite, ma non c'è dubbio che vanno unite, ma vanno unite con un percorso che sia un percorso serio, lineare. Ma il percorso è già stato oggetto di discussione anche prima di noi, la città esiste già. Non c'è una discussione che si fa su che cosa, se prima non uniamo non possiamo fare il percorso amministrativo non è stato fatto, deve essere fatto e deve essere fatto su basi... non può essere solo sul nome la discussione. Ma ci mancherebbe, nessuno dice solo il nome, o sto dicendo ben altro, sto dicendo si discute tutto. Pensavo che con il sindaco Manna si potesse arrivare, no? Dopo decenni, ma non ti posso dire sì dopo decenni anche di feudi politici che ci sono stati nella Rende che hanno lavorato contro questa unione. Ci mancherebbe, infatti bisogna superarlo. Si potesse arrivare ad un discorso di superamento. Ma si deve arrivare. Purtroppo questo non è avvenuto. L'ultima parola spetterà ai cittadini, come è accaduto per Casali del Manco prima e Corigliano Rossano dopo, ma per Cosenza Rende il percorso sembra in salita. Noi siamo disponibili a fare la città unica. Sì, vabbè, ho capito. Sto dicendo che atti amministrativi vanno condivisi. E dopo la tappa di San Floro, il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa è approdato anche a Cosenza, alla Camera di Commercio. Vediamo.
La Camera di Commercio di Cosenza ha ospitato l'ultima tappa del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, un importante riconoscimento per tutta la provincia che registra per le imprese al femminile un dato superiore di alcuni punti rispetto alla media nazionale. Questa Camera è molto attenta a quanto succede nell'imprenditoria femminile con dei bandi dedicati appositamente oppure con altri bandi, ad esempio come per l'informatizzazione o per altri scopi start-up che hanno sempre una premialità per le imprenditrici donne. L'evento ha avuto anche l'obiettivo di informare, formare e sensibilizzare imprenditrici e aspiranti tali intorno alle problematiche specifiche delle imprese guidate da donne e sulle concrete opportunità offerte dal mettersi in proprio. Le opportunità ci sono, in particolare le misure di Invitalia, una delle quali è Resto al Sud. Il governo ha messo a disposizione delle risorse di chi vuole fare impresa e anche delle donne che vogliono fare impresa nelle regioni appunto del sud. Quindi questo, ma come anche altre iniziative, altre risorse che ci sono, ad esempio un'altra sempre messa a disposizione da Invitalia è Nuove Imprese a Tasso Zero e questa è proprio mirata anche per le imprese femminili. Quindi questo per dire che ci sono risorse per chi abbia un'idea imprenditoriale e ci sono anche i comitati per l'imprenditoria femminile, ci sono le camere di commercio che possono dare un aiuto alle donne che vogliono fare impresa, come diciamo noi, per poter passare dall'idea imprenditoriale alla sua realizzazione, quindi dall'idea all'impresa. La Camera di Commercio di Cosenza con Open Camera fa rete, questo è fare rete. Con soddisfazione ringrazio il vice segretario dell'Unione, Tiziana Pompei, che oggi è qui, e Anna Gallo nel nostro comitato. Quel comitato al femminile che sta all'interno del nostro consiglio, che in realtà ci dà delle spinte. Peraltro abbiamo fatto dei bandi al femminile come Camera di Commercio, ma ogni bando che facciamo sono sempre molto attenti a darci indicazioni e quindi, c'è sempre una fetta destinata a loro, un punteggio diverso. Torniamo a parlare di cronaca perché sono 95 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria per l'ennesima vicenda legata ai falsi braccianti. I reati vanno dal falso ideologico al falso materiale e alla truffa aggravata e questa in sintesi la conclusione dell'inchiesta della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che ha portato nella città dello Stretto alla denuncia di 93 braccianti agricoli e di 2 imprenditori. Ancora un'indagine dunque su un sistema consolidato ma che spesso mostra segni di cedimento di fronte all'azione insistente delle Fiamme Gialle. In pratica gli imprenditori producevano documenti per dimostrare l'assunzione di manodopera agricola e nelle carte indicavano aree di proprietà di altri soggetti ignari. Non solo, venivano anche caricate giornate lavorative mai effettuate. Si permettevano così pagamenti di varie indennità indebiti ai falsi braccianti agricoli e altri benefici per i 2 imprenditori. Tra il 2010 e il 2014 285.000 euro sono stati percepiti complessivamente. Ma c'è un altro dato a conferma della vastità del fenomeno. Dalle inchieste delle Fiamme Gialle degli ultimi anni emerge che finora sono state 12.000 le ore di lavoro false per un danno al sistema economico nazionale di 17 milioni di euro. Ancora la cronaca, non ce l'ha fatta Annunziata Bardari, la donna di 74 anni che è morta proprio all'ospedale, nel reparto di rianimazione proprio dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro per le gravi ferite riportate dopo essere stata travolta da un'auto lo scorso 26 giugno a Pizzo Calabro. Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravi, era stata ricoverata nel nosocomio del capoluogo per un grave trauma cranico e la frattura scomposta di un braccio, ma quasi subito era entrata in coma. Le speranze su una possibile ripresa dell'anziana si sono ridotte al lumicino a distanza di 3 giorni dall'accaduto, dopo che all'esito di un ultimo elettroencefalogramma ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Il conducente dell'auto, un 60enne, è risultato sprovvisto sia della patente che gli era stata ritirata in precedenza che dell'assicurazione sulla vettura. Nei suoi confronti i carabinieri hanno proceduto per omicidio stradale. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca.
10 tonnellate di tonno rosso sono state sequestrate dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria ad un autotrasportatore sbarcato dai traghetti a Villa San Giovanni e diretto in Spagna. A bordo del tir scoperti 83 grossi esemplari freschi di tonno rosso privi della documentazione di tracciabilità. Il tonno, giudicato idoneo al consumo umano dai sanitari dell'ASP Regina, è stato dato in beneficenza. I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari a Ciminà, nel Reggino, un 60enne noto alle forze dell'ordine. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato in un terreno adiacente all'abitazione dell'uomo 1,5 kg di marijuana. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro. Si finge stilista di moda carpendo la buona fede di un insegnante. Un uomo di 42 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari a Catanzaro dagli agenti della squadra mobile con l'accusa di truffa. L'uomo, dopo aver agganciato la sua vittima nel centro cittadino di Catanzaro, si era proposto di cedergli dei capi d'abbigliamento esclusivi e di alto pregio ad un prezzo di favore, rifilandogli invece dei prodotti di scarsissimo valore. Fermato per un controllo nella notte, un 19enne è stato denunciato dalla stradale a Corigliano Rossano per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Gli agenti hanno perquisito l'auto del giovane e hanno trovato in totale 6 dosi di marijuana confezionate, presumibilmente pronte alla vendita. Parliamo adesso dell'assemblea questa mattina nella sede di Rende della Federazione delle BCC Calabresi, confermato il ruolo delle banche locali per il tessuto economico della Calabria. Le banche di credito cooperativo della Federazione Calabrese hanno tenuto a Rende la loro annuale assemblea. Gli 8 istituti di credito operanti in Calabria si sono confrontati sull'andamento dell'economia locale, alla luce anche del rapporto della Banca d'Italia che conferma il ruolo fondamentale del credito cooperativo. Le BCC sostengono i territori calabresi attraverso gli impieghi che crescono e Banca d'Italia nel rapporto lo mette in evidenza questo fatto. Cresce il sostegno all'imprenditoria, alle famiglie, merito soprattutto delle BCC, delle banche locali. I grandi colossi nazionali e internazionali non hanno più interesse a dialogare con i piccoli e medi imprenditori. Per questo oggi il credito cooperativo ha una funzione strategica e fondamentale. Purtroppo le banche nazionali hanno frenato sugli impieghi, soprattutto in Calabria, perché il rischio è più alto, però questo rischio se lo assumono le BCC che sostengono i loro soci, i loro clienti di questi territori nostri. Proprio l'allontanarsi di certi soggetti dal territorio rende ancora più necessaria la presenza di autentici interlocutori locali della microimprenditoria. Noi sicuramente ci batteremo per salvaguardare il localismo delle nostre banche, ma soprattutto il mutualismo delle nostre banche. Da gennaio partirà il nuovo gruppo bancario cooperativo, utile proprio a rafforzare la banca locale, proteggendola dai rischi sul credito. Alla riforma si è arrivati con un lungo cammino, ma forse ci saranno ancora delle modifiche. Non so se si vada verso un ulteriore cambiamento. Il governo ha lanciato dei segnali, sembra che voglia intervenire per migliorare questa riforma. Noi siamo convinti di attuarla nei termini che ci sono stati assegnati dal legislatore. Ciò non toglie che se l'attuale governo volesse intervenire e consultarci per apportare ulteriori miglioramenti, noi non ci sottrarremo al confronto, ma anzi lo auspichiamo. Adesso parliamo della Commissione Consiliare Sanità del Comune di Cosenza che in collaborazione con la Fondazione Totò Morgana ha promosso un convegno sulla prevenzione urologica. L'importanza della prevenzione, con particolare riferimento alle patologie urologiche, è stato il tema al centro di un interessante convegno medico promosso dalla Commissione Consiliare Sanità del Comune di Cosenza, in collaborazione con la Fondazione Totò Morgana. La prevenzione viene intesa come quell'insieme di interventi atti a promuovere la salute e quindi il benessere del singolo e il benessere della collettività. È un dovere istituzionale, un dovere anche da parte di noi medici. Noi medici non dobbiamo soltanto visitare,
fare diagnosi e prescrivere la terapia. Noi dobbiamo motivare i pazienti a prendersi cura del proprio corpo. Nel corso del convegno sono stati affrontati 3 temi di particolare importanza e attualità. La prevenzione anche e soprattutto nell'urologia e nell'andrologia sono parole estremamente essenziali. Sappiamo soprattutto che per quanto riguarda il sesso maschile di età adulta, la patologia tumorale della prostata, a differenza di tutte le altre patologie, è assolutamente asintomatica. Troppo spesso i pazienti si affidano soltanto al PSA o all'ecografia, che quasi sempre sono dei grandi menzogneri, quindi è fondamentale in convegni come questo spiegare loro quando realmente preoccuparsi del problema o quando semplicemente tirare un sospiro di sollievo. L'urologia riguarda ovviamente anche il sesso femminile, prevenire le patologie più diffuse dell'urologia al femminile, cioè le cistiti, i prolassi e le incontinenze. Un'altra grande fascia di popolazione un po' messa da parte dalla medicina moderna, ovvero i giovani uomini tra i 15 e i 35 anni. Sappiamo che questa fascia di età, a meno di casi e problemi assolutamente conclamati, quasi mai si rivolge a uno specialista. Questo dal punto di vista andrologico è paradossale perché è proprio a quell'età in cui abbiamo il picco di incidenza delle patologie del tratto urogenitale, non solo quelle più diffuse come il varicocele, la fimosi o il frenulo corto, anche purtroppo il cancro al testicolo ha il picco di incidenza proprio in età adolescenziale. Al convegno farà seguito il prossimo 13 luglio una giornata di screening gratuito in Piazza dei Bruzzi dalle ore 9 alle 18. Poco tempo a disposizione, considerate le condizioni climatiche, per gli operatori del WWF e i volontari che oggi hanno ripulito la spiaggia di Acqua Appesa dai rifiuti plastici. Vediamo. In 10 minuti di raccolta sulla spiaggia di Acqua Appesa i volontari del WWF hanno trovato di tutto: la campagna Spiagge Plastic Free per liberare le nostre coste dalla plastica e sensibilizzare l'opinione pubblica e istituzioni sul problema dell'invasione da materiali dannosi per l'ambiente e la fauna marina prosegue con 3 appuntamenti in Abruzzo, Calabria e Sicilia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sul nuovo killer che minaccia la biodiversità e la nostra stessa salute, invadendo coste e mare aperto. Il 95% dei rifiuti del Mediterraneo è composto da plastica. Abbiamo organizzato questo evento congiuntamente alla parrocchia di Santa Maria dei Rifugi in Acqua Appesa per sensibilizzare ulteriormente tutti i cittadini, perché comunque l'invasione della plastica è un problema molto importante e molto serio. Volevo far presente che a livello globale il 60-80% del materiale plastico costituisce rifiuti che comunque vengono depositati, si depositano sulle nostre spiagge. Il maltempo ha condizionato l'iniziativa che nei prossimi giorni si sposterà in Sicilia a Marzamemi, ma il messaggio è stato lanciato anche da Tirreno Cosentino. I comportamenti errati o incivili di oggi avranno conseguenze enormi nel futuro. Bisogna evitare l'uso delle plastiche, raggiungere una raccolta differenziata al 100%, tentare nei limiti del possibile di cambiare il nostro atteggiamento nei confronti dell'uso dei prodotti commerciali, evitando ad esempio saponi, gel, dentifrici contenenti plastiche, contenenti materiali plastici. Se consideriamo un filtro di sigaretta dura 5 anni, una busta di plastica arriva a una 60ina d'anni, vive in mare 60 anni. Addirittura un filo di nylon utilizzato per la pesca dura fino a 600 anni, questo è tutto materiale che prima di essere smaltito naturalmente richiede un tempo molto lungo. Adesso parliamo di calcio di Serie B, innanzitutto con l'assegnazione dei diritti TV aggiudicati da Perform Group per i prossimi 3 anni e poi con la società Cosenza Calcio che ha provveduto questa mattina a presentare presso la sede della Lega Nazionale Professionisti di Serie B la documentazione utile ai fini dell'iscrizione al prossimo campionato cadetto per la stagione 2018-2019. Per quanto riguarda invece lo stadio San Vito Marulla,
oggi è stata firmata una delibera di giunta comunale per l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica che riguardano proprio l'impianto sportivo e che interesseranno il rifacimento del manto erboso e gli impianti di pertinenza, l'implementazione di impianti tecnologici elettrici, l'installazione di nuovi seggiolini, la realizzazione di un nuovo sistema di diffusione sonora e tutti quei lavori previsti proprio per permettere al Cosenza di giocare le gare di Serie B nel proprio impianto. L'esecutività è immediata. Ancora in chiusura proprio una notizia, un appuntamento che riguarda lo sport, il secondo motoraduno MCR che si svolgerà domenica 1 luglio alla via La Vecchia di Cosenza. Alle 9 è prevista l'apertura delle iscrizioni, alle 11 la partenza per il giro turistico su 2 ruote che toccherà il centro storico, il museo all'aperto della città, per poi tornare proprio nel polmone verde della Villa Vecchia con tantissime altre iniziative. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio della previsione del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'imminente fine settimana sulla nostra regione si prospetta all'insegna del bel tempo, salvo locali e deboli disturbi, e con temperature in progressivo aumento favorito dall'avvicinarsi di un promontorio anticiclonico di matrice africana, che garantirà una fase di tempo stabile per diversi giorni, che ci farà vivere, seppur in ritardo, il primo vero assaggio d'estate. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, nel corso della giornata aumento delle nuvolosità di tipo cumuliformi sulle aree montuose, con possibili piovaschi, temperature in ulteriore lieve aumento. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato mari generalmente poco mossi con venti che spireranno deboli dai quadranti occidentale sul Mar Tirreno e al regime di brezza sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.